5 i candidati sindaco per il dopo Dussin. Sono già al lavoro ed hanno presentato programmi e liste. Fra le priorità, tutti d'accordo sulla necessità di sviluppare il settore turistico. E partiamo proprio da Claudio Beltramello, che oggi ha promosso un flash mob denunciando la mancanza di una promozione turistica. Non solo, nel suo piano l'obiettivo principale rimane il lavoro. La priorità deve essere il lavoro e lo sviluppo economico. In una situazione di crisi dove le famiglie non arrivano a fine mese, la prima e più importante attenzione deve essere riservata a creare opportunità di lavoro e di nuove imprese per i cittadini. Gianni Fiscon della lista Fiscon Castelfranco Domani ci dice che vorrebbe una Castelfranco centro di interesse internazionale, sviluppando anche il turismo sportivo. Poi aggiunge: L'urgenza per Castelfranco è ridare vita a questa città che negli ultimi 5 anni ha subito un tracollo, sia sotto il profilo culturale che sotto il profilo organizzativo. Quindi ha proprio bisogno di dare una svolta, di dare discontinuità da quella che è stata finora l'amministrazione e quello che abbiamo visto in questi 5 anni. E questa mattina presentazione ufficiale anche per il candidato della Lega Nord, Marcon sindaco, Forza Italia e Casa del Cittadino. Si tratta di Stefano Marcon. Le priorità saranno il lavoro. Il lavoro è un ambito dal quale secondo me ripartirà Castelfranco Veneto. Il lavoro che abbiamo sempre cercato di tutelare compatibilmente con l'andamento dell'economia nazionale ed europea, ma a Castelfranco abbiamo agevolato. La priorità era ed rimarrà quella. Per noi è importante che i cittadini partecipino all'attività amministrativa, a dirlo il candidato per il Movimento 5 Stelle, Andrea Bambace. Il Movimento 5 Stelle ha messo come priorità il concetto che è il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, quindi la democrazia diretta, che già abbiamo attuato, abbiamo già avviato consegnando porta a porta un questionario a tutti i cittadini di Castelfranco. Unica donna come candidato sindaco in questa tornata elettorale Tiziana Milani, sostenuta dalla lista Castelfranco Città Aperta. La Castelfranco del futuro deve saper guardare con occhi nuovi anche al modo di amministrare, partendo dalle persone. È da lì che noi siamo partiti, un viaggio in camper, un viaggio in bicicletta, per sentire le persone e per avvicinarle alla politica. L'importante, dicono tutti, è che i cittadini vadano a votare.